Varesana un incendio ha causato gravi danni alle strutture del Veneto Grill House, ristorante a ridosso del laghetto artificiale, intossicato nel tentativo di contenere le fiamme il direttore della struttura. Poteva avere un bilancio peggiore l'incidente accaduto nel pomeriggio a Guia di Valdobbiadene. Un furgone uscito di strada ha sfondato il muro di un'abitazione, 2 i feriti. Ancora furti, ancora una volta a Castagnole di Paese, vittima una signora che vive sola, che ora ha deciso di proteggersi come può da altri possibili colpi. Treviso, Cassugana vuole reintrodurre la zona rossa in stazione, estendendola anche a Via Dandolo nel quartiere di San Zeno. L'istanza già presentata al prefetto. La fiamma olimpica è arrivata in Veneto alle 17:30, prima tappa a Verona, il braciere in piazza Bra, i volti e le storie dei tedofori. Comune di Gagliarine e San Patrignano rinnovano la collaborazione per lo sportello Amico in aiuto a chi fa uso di droghe, 15 comuni della Marca coinvolti. La storia di Youssef, giovane pakistano che per 2 mesi ha dormito alla Piani, e degli altri. In oratorio a Santa Maria del Sile un pranzo di comunità per abbattere le differenze e le diffidenze. Rugby in Challenge Cup, il Benettone spugna Lione, i biancoverdi in rimonta si aggiudicano per 38-19 la sfida coi transalpini e conquistano la vetta del girone. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque l'avete sentito, un'ampia pagina di cronaca anche questa sera nel nostro notiziario, ma è il momento della fiamma olimpica che sta arrivando in piazza Bra a Verona, è già arrivata in Veneto, ha fatto il suo ingresso per la prima volta in Veneto oggi, in vista naturalmente, lo sapete, del percorso che la porterà prima a Cortina, poi a Milano per l'avvio delle Olimpiadi invernali 2026 e allora in diretta per noi da Verona ci sono Valentina Visentini e Sandro Ponchio che stanno aspettando proprio in questi minuti, è vero Valentina, l'arrivo della fiamma olimpica? Proprio così, manca davvero poco qui in piazza Bra a Verona per l'arrivo della fiamma che è partita questa mattina ed è arrivata in Veneto, ha attraversato la zona del lago di Garda, la Valpolicella, alle 5:30 a Porta Nuova a Verona è stata accesa di nuovo ed è entrata ufficialmente in città, dove è attesa qui in piazza Bra tanti tedofori che hanno partecipato a questa 42esima tappa della fiamma olimpica, la prima in Veneto verso il 6 di febbraio all'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. Tra i tedofori fra poco qui in piazza Bra dovrà accendere il braciere Sara Simeoni, la campionessa olimpica, ma c'erano altri 2 atleti olimpici, Paola Pezzo, 2 ori e Sidney mountain bike e poi Elia Viviani, campione olimpico di ciclismo su pista. Dicevamo tanti di tedofori che sono stati salutati e applauditi lungo il percorso in città, che ha attraversato ovviamente le zone più belle di Verona per poi arrivare qui all'Arena, arena che sarà anche teatro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi con lo spettacolo Beauty in Action. Lo vedete ripreso proprio in questi minuti nel video che è proiettato in questi istanti, in attesa appunto dell'arrivo dei tedofori che proprio alle 7:30 erano previsti qui in piazza Bra. C'è qualche minuto di ritardo, ma la cerimonia dovrebbe proseguire in perfetto orario. Vediamo se riusciamo con un fuori programma. C'è Paola Pezzo che è stata tedofora, siamo in diretta. Paola Pezzo ci può raccontare l'emozione che ha appena vissuto? Beh, è stata una grande emozione percorrere con la fiamma olimpica un tratto nella mia città, circondata dall'affetto del pubblico. È stato emozionante. Insomma, vediamo che al collo, se ci può mostrare, sono le medaglie che ha vinto ad Atlanta nel 96 e a Sydney. Sì, diciamo un'emozione diversa, perché le medaglie coronano insomma diciamo l'impegno, la determinazione
dove il vero valore insomma, è nel percorso che l'atleta deve fare per arrivare a ottenere questa medaglia. Quale sarà lo sport che seguirà maggiormente in queste Olimpiadi? C'è qualcosa che la passiona? Io arrivo dallo sci di fondo, ho praticato per 12 anni, ho corso con Stefania Belmondo, è stato il mio primo amore. Stiamo aspettando, quanto manca secondo lei? Erano un po' in ritardo, 15 minuti. Okay. Hanno fatto un po' fatica sulle salite, qualcuno non ce la faceva più andare su. Pazienza. Grazie mille a Paola Pezzo, l'avete sentito, era qui che sta attendendo anche lei l'arrivo. Noi, se riusciamo, mandiamo le interviste che abbiamo raccolto oggi pomeriggio quando è arrivata la fiamma. Nel caso vi richiediamo subito la linea, non appena vedremo arrivare qui in Piazza Bra Sara Simeoni, che dovrebbe accendere il bracciere. Se riusciamo a far mostrare le interviste, e poi appunto vi chiediamo la linea non appena vediamo qui l'arrivo e la preparazione per l'accensione del bracciere. Secondo Tedoforo di Verona un'emozione? Un'emozione gigantesca, sono tornato nella mia città apposta e niente, sono felice, è stato veramente bello. 200 metri, pochissimo, però con tanti affetti intorno e poi insomma le Olimpiadi ho come la sensazione che questa roba mi resterà dentro sempre, insomma. Diciamo una grande emozione, anche la gente che incitava, sì, è stato bello, abbiamo sentito. No, sì, sono passati con la radio, i furgoni, la gente, c'era tante persone che mi conoscono, che sono qua vicino e insomma per me è veramente una giornata che ricorderò, sono contento. Alle Olimpiadi qual è lo sport che guarderà più volentieri? Che sono incuriosito dall'hockey perché non mi ha mai appassionato, però sento che c'è un entourage pazzesco intorno a quello, quindi andrò sicuramente a vederlo. E poi forza Goggia e forza Brignone, insomma. Bellissima occasione per Verona, sì, bella. Ti è piaciuta? Sì, molto. Sei emozionata? Sì. È una bella occasione. È una bella emozione, non l'avevamo mai vista, quindi ci ha fatto molto piacere. È stata veramente un'emozione. Possiamo fare anche il bingo? Sì. Ti è piaciuta? Ovvio, molto bella. E allora anche la gente, lo avete sentito. Allora, in attesa di ricollegarci con Valentina Visentin e Sandro Ponchio, che sono nel cuore di Verona dove si attende l'arrivo della fiamma olimpica, andiamo a vedere anche i preparativi nelle altre città, perché naturalmente dopo Verona ci saranno altri capoluoghi e altri paesi che riceveranno i tedofori, pronti a vivere questa emozione, entrare nella storia dei giochi invernali. Con l'arrivo a Verona della fiaccola olimpica, il Veneto inizia ufficialmente in conto alla rovescia verso i giochi invernali di Milano Cortina. Le città che saranno attraversate dai tedofori si preparano ad entrare nella storia. Nella Marca, il primo comune che sarà toccato dalla fiamma simbolo di pace e unità sarà Asolo il 21 gennaio. Alcune vetrine dei negozi si sono addobbate con questo tema delle Olimpiadi, dei locali stanno organizzando la pasta asciutta prima del passaggio della fiaccola. E, insomma, l'entusiasmo per questo momento è stato veramente coinvolgente. Quel giorno anche le scuole saranno presenti per salutare la fiaccola, dai bimbi dell'infanzia ai ragazzi delle medie, mentre la biblioteca comunale ha organizzato un concorso di disegni che saranno poi esposti durante l'evento. Alla sera, nella sala consigliare, l'incontro con lo scrittore Tony Venturato, che racconterà la sua esperienza di come lo sport e la corsa lo abbiano aiutato a rinascere dopo un grave incidente stradale, arrivando a correre diverse maratone di New York. Questa volta non mi alleno per una maratona, bensì per raccogliere la fiaccola olimpica il 21 gennaio nel centro di Asolo. L'accoglieremo in piazza assieme a tutti gli studenti dei plessi scolastici e alle associazioni. La sera poi ci sarà un evento presso la sala consigliare con quel messaggio Never give up che sto portando avanti in tutto il mondo. Dal Trevigiano al Bellunese, la fiaccola olimpica attraverserà i luoghi più significativi della nostra regione. È il caso di Erto, simbolo della tragedia del Vajont. Quel giorno, tra i tedofori, Alberto Crivellaro, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, sezione di Treviso, con un passato da schermitore. Racconta così l'emozione di quando ha saputo di essere stato selezionato. È sicuramente un'emozione
oltre che un onore, anche e una perché responsabilità. Anche. Certo, anche perché le Olimpiadi non capitano tutti i giorni, anzi in più portare la fiaccola all'Olimpiade che c'è stata 50 anni fa ha un significato ulteriore. Lui, che lavora a contatto con i giovani, ha un messaggio forte da rivolgere loro nel suo ruolo di tedoforo. Io quello che dico sempre, io andavo in palestra invece che andare in strada e oggi più che mai, con quello che si sente, lo sport deve essere un faro per i ragazzi. Allora, intanto andiamo avanti con la cronaca in attesa di ricollegarci da Verona, dove sono davvero momenti cruciali. C'è tanta cronaca, l'avete sentito dai titoli. Cominciamo dall'incendio che questa notte si è sviluppato a Resana, gravemente danneggiato il ristorante Veneto Grill House a ridosso del laghetto artificiale. È dovuto ricorrere alle cure dei sanitari il direttore della struttura che ha tentato di contenere le fiamme. Sono arrivato alle 4 e qualcosa e ho cercato di spegnere l'incendio. Come sta adesso? Solo quello? No, bene, è solo scosso. Mattia Mazzon, 43 anni, di Mira, è il direttore del Veneto Grill House, il ristorante di via Boscalto a Resana, pesantemente danneggiato nella notte da un incendio. Nel tentativo di domare le fiamme è rimasto intossicato e ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale di Castelfranco, venendo dimesso dopo poche ore. Il locale si trova all'interno del Veneto Cable Park, complesso che abbina ristorazione e attività sportiva a ridosso del laghetto artificiale. Il grill house, di proprietà del montebellunese Carlo Carraretto, era già chiuso quando è scoppiato l'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio. Non lo sappiamo. L'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito di uno dei frigoriferi. Le squadre del 115 intervenute da Castelfranco, Asolo e Cittadella hanno lavorato fino al mattino per mettere in sicurezza l'area. Poi il via vai di clienti che, non sapendo dell'accaduto, erano pronti al rito dello spritz, ma si sono trovati davanti al cartello di chiusura del locale. È frequentato molto d'estate e d'inverno ha un bel giro per ragazzi giovani, per ragazzi adulti, per famiglie. È stata una cosa inaspettata e speriamo che non capiti mai, ma una volta che succede un danno del genere sono poche le cose da fare, bisogna cercare di prevenirle. Anche il sindaco Stefano Bosa si è recato di persona sul posto. Davvero impressionante, perché praticamente ha preso fuoco gran parte della parte di ristorazione che aveva la struttura. La struttura che è recente, anche realizzato interamente in legno, bellissimo anche da vedere, però purtroppo quello che è successo l'ha distrutto completamente. La sicurezza nei locali frequentati da molte persone è di drammatica attualità dopo la strage di Crans-Montana, e anche comuni non molto grandi come Resana cercano di fare la propria parte. Stiamo proprio preparando un vademecum per i locali del nostro territorio, quasi come a metterli, dopo quello che è successo in Svizzera, a mettere un po' sull'attenzione su quelli che possono essere i rischi collegati ad eventi con tante persone. Quindi non abbiamo tantissimi locali che organizzano chissà quali eventi, però giustamente nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarli, dargli anche delle direttive per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti. A Valdobbiadene adesso, con un incidente che nel pomeriggio poteva avere davvero conseguenze drammatiche. Uno squarcio nel muro, le pietre finite nel salotto dell'abitazione, immagini che parlano da sole. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Guia di Valdobbiadene, siamo lungo la provinciale 36 in via Madean. Sono circa le 15 quando un furgone con 2 persone a bordo esce di strada e finisce contro la casa, sfondando il muro esterno. Fortunatamente la casa che ha subito il danno è una seconda casa, persone che sono arrivati qui ma non sono residenti da qui, sono del Bellunese, non erano dentro, sarebbe stato molto molto pericoloso per loro. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, che hanno provveduto a liberare i 2 occupanti del mezzo dall'abitacolo. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del SUEM. Ad avere la peggio un 63enne che è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in codice giallo. Per l'uomo, rimasto sempre cosciente, traumi agli arti inferiori, non è in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni
immagini dell'altra persona che viaggiava con lui portata in ambulanza a Montebelluna. Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Soligo per ricostruire quanto accaduto. Da chiarire se all'origine dell'incidente possa esserci un guasto meccanico. In via Madeana è arrivato anche il sindaco di Valdobbiadene Fregonesi insieme ai tecnici e agli operai comunali per le verifiche del caso. La casa vicina c'è una signora anziana che abita, ma abbiamo fatto un primo controllo, non ha subito danni, quindi non ci sono problemi. Domani mattina con i tecnici del comune verremo a verificare l'idoneità statica degli immobili. Adesso siamo qui con gli operai per transenare l'area e tappare il buco. Parliamo di furti adesso, ancora una volta a Castagnole di Paese. È accaduto durante le feste, ma sono le conseguenze la cosa particolare che vi vogliamo raccontare, perché la signora che ha subito questo furto adesso vive armata. Vediamo come. Vivo da sola, tutto qua. Mi sono armata anche. Cioè? Ho preparato anche questo. Se sento un rumore lo do in testa. Ecco, che non si avvicinano. E questo per legittima difesa. Ho il peperoncino spray, che questo è potentissimo. Dopo lo shock del furto subito qualche sera fa, la decisione della signora Rosanna di tenere sul comodino un coltello e lo spray al peperoncino e sotto il materasso un mattarello. Non so se riuscirei mai ad usarli se mi trovassi di fronte ai ladri, ma così mi sento più sicura, ammette la donna. Era in casa quella sera, erano circa le 20, stava guardando la TV quando ha avvertito dei rumori. Solo in un secondo momento ha capito che provenivano proprio dalla sua abitazione. E poi ho sentito il tonfo che hanno dato il calcio alla finestra, che c'è ancora l'impronta della scarpa, è caduta in dentro la finestra. I ladri fortunatamente non sono riusciti a portare a termine il loro piano, disturbati dall'arrivo della padrona di casa, convinta che i malviventi conoscessero i suoi movimenti. O mi tengono sotto d'occhio, perché mi vedono sempre andare a camminare col cagnolino, sempre da sola, sicuramente mi controllavano. Per Rosanna Baseggio, che abita qui da 50 anni, è il primo furto subito e spero l'ultimo, ci dice, nel raccontare quello che un'esperienza simile lascia. Nella tua intimità, nella tua privacy, brutto. I ladri armati di Piccone invece a Olmi di San Biagio di Callalta, a raccontarlo Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, protagonista di un convegno che è in programma il 26 gennaio a Treviso. La famiglia aveva appena anche rimesso tutto a nuovo con vetrate, doppi vetri e quant'altro, e sono arrivati a Piccone a sfondargli tutto, quindi con dei danni eclatanti. L'ultimo furto in ordine di tempo qualche giorno fa a Olmi di San Biagio di Callalta, un colpo particolarmente violento. Quindi col piccone gli hanno sfondato le vetrine, sono andati dentro, hanno rovesciato anche delle stanze che non venivano più usate e hanno veramente creato una sorta di paura, tanto che adesso le persone che non sono più giovani ovviamente hanno veramente paura di entrare in casa. L'incubo razzie, ma anche spaccate, truffe e baby gang saranno al centro del convegno organizzato dall'associazione Furti in Corso il 26 gennaio nel Museo di Santa Caterina a Treviso. Un appuntamento fortemente voluto dal sottosegretario alla giustizia Ostellari, con cui Demma ha avviato una collaborazione dopo la riunione a Roma dello scorso agosto. Un incontro unico nel suo genere. Non ho memoria e storia, dove le persone, cioè il cittadino, noi possiamo direttamente parlare con il Ministero, cosa che abbiamo sempre 100.000 filtri, ogni volta diciamo ma a Roma perché non riusciamo a farci... Eccolo qua, ed è una cosa che ha voluto fortemente anche il senatore Ostellari. Durante la mattinata Demma presenterà alcune statistiche, disegnando una sorta di mappa delle denunce. Dove c'è incidenza di più denunce o non denunce. Ad esempio noi nelle zone nostre, dove ci sono le cittadine più prese d'assalto dai ladri, quindi dove praticamente viene considerato un po' il loro territorio, in realtà le denunce sono comunque molto poche. Perché? Perché c'è questa paura di ritorsione da parte dei ladri. L'invito ai cittadini lanciato da Santa Caterina sarà quello di denunciare sempre e alle istituzioni di portare avanti una campagna in questo senso, ma c'è un altro appello rivolto alle vittime. Facciamo anche noi battaglia legale con i ladri, prendiamo, gli facciamo causa, gli chiediamo i danni per questo trauma che c'è. E proprio per affiancare le vittime di ladri, truffatori o baby gang, Furti in Corso ha un nuovo progetto in cantiere. Sì, esatto, adesso abbiamo preso proprio in questi giorni un accordo con uno studio legale di Treviso che ci darà una mano, e non è da cosa da poco, anche per capire poi quando si è vittime, quando si è in certe situazioni.
A Treviso intanto si torna a dibattere di zona rossa con Cassugana che vuole reintrodurla in stazione estendendola anche a San Zeno. Stazione dei treni di nuovo zona rossa e con essa non tanto l'area nord di Via Roma e Ponte San Martino, quella a ridosso di Piazza Borsa, ma piuttosto Via Dandolo, il retro quindi dello scalo ferroviario. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha chiesto alla prefettura di valutare una nuova introduzione dei controlli speciali nell'area, estendendoli al quartiere di San Zeno, da dove sono arrivate diverse segnalazioni di situazioni a rischio. Misura di sicurezza da applicare anche alla luce del nuovo pacchetto predisposto dal governo, ma per Cassugana l'esperienza fatta la scorsa primavera andrebbe replicata. Tempi e modi dunque li deciderà il prefetto Angelo Sidoti. L'istanza è già sul suo tavolo. La gestione della sicurezza nelle stazioni non è d'altro canto semplice. Ne sanno qualcosa i sindaci di due snodi molto frequentati: Mogliano, già teatro di numerosi episodi violenti, e Preganziol. È un'ottima idea, ma tutto il pacchetto sicurezza che è stato approvato dal governo è un ottimo pacchetto che aiuta le forze dell'ordine a presidiare quelle zone più sensibili delle città e a bloccare tutta questa avanzata di piccoli atti criminali che però mettono in crisi le comunità. Sicurezza nella zona delle stazioni è un tema che riguarda e interessa ovviamente anche i comuni della cintura urbana di Treviso. Nel nostro caso l'idea è quella di intraprendere un percorso di implementazione della videosorveglianza, partendo dalla realtà della stazione di Preganziol, in cui abbiamo in corso un progetto per implementare nella parte di competenza comunale l'infrastruttura per la videosorveglianza appunto di quegli spazi e ovviamente la collaborazione con la Polfer, con la Polizia Ferroviaria, proprio per andare in un'ottica di prevenzione ad essere in maniera coordinata presenti a pattugliare il territorio. Allora, torniamo un attimo a Verona, in Piazza Bra, dove vediamo il pubblico impugnare, vedete, i telefoni con le torce accese. Sta per arrivare evidentemente la fiaccola olimpica, manca davvero pochissimo all'arrivo della fiamma portata dai tedofori per l'accensione poi della fiamma in piazza, con la presenza anche naturalmente delle autorità. Il governatore Stefani che si è portato nella zona del palco, ci diceva poco fa la collega Valentina Visentin che è lì in piazza con Sandro Ponchio. Il sindaco naturalmente Damiano Tommasi, tra l'altro un grande sportivo, pronto anche lui ad accogliere l'arrivo della fiamma olimpica. Non so se Valentina Visentin mi sente e può commentare questi minuti. Valentina? Sì, Lina, ti sento e vedete c'è tanta attenzione, tanta coreografia con i telefonini usati come torce per illuminare gli ultimi metri del percorso. Ci dicono che sta arrivando, come dicevi sono arrivate anche le autorità. Qui sotto il palco c'è il governatore del Veneto Alberto Stefani che poco prima ha incontrato anche due tedofori, un israeliano e un palestinese, gli stessi che furono protagonisti dell'abbraccio di pace qui all'Arena di Verona con Papa Francesco un anno fa. E poi c'è il sindaco di Verona Damiano Tommasi, l'ex sindaco Sboarina e anche il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi che stanno qui la fiaccola. Dovremmo esserci, ci dicono che ci sarà anche una sorpresa oltre a Sara Simeoni che è la tedofora che dovrebbe appunto accendere il braciere. Sandro Ponchio sta inquadrando il percorso perché vediamo la gente che si sta assiepando e quindi veramente dovrebbero mancare pochi minuti. Il braciere invece è qui sul palco dove mi trovo io, qui proprio sul palco, io sono qui vicino e speriamo insomma di riuscire a mostrarvi perché siamo anche noi in grande attesa per questo arrivo. È stato un pomeriggio veramente bello qui a Verona perché tanta gente ha salutato i tedofori lungo il percorso che ha attraversato anche il Teatro Romano, Ponte delle Navi, luoghi simbolo di Verona, fino ad arrivare qui a Piazza Bra e all'Arena, arena che dicevamo sarà poi anche protagonista
vista della cerimonia di chiusura dei giochi. Il governatore del Veneto Alberto Stefani ha detto che è quasi tutto pronto, che poi ovviamente le infrastrutture, come già sapevamo, resteranno a disposizione del territorio. Il Veneto è pronto, una grande occasione anche dal punto di vista culturale per le categorie economiche, ce l'ha detto al microfono il sottosegretario alla cultura Mazzi. E non siamo ancora riusciti a sentire il sindaco di Verona Damiano Tomasi, perché comunque ha partecipato lungo tutto il percorso, ha seguito il percorso della fiaccola, che qui a Verona è arrivata alle 5:30 di questo pomeriggio. Lina, io ti ridò la linea perché ancora qui non si vede arrivare, e ti faccio sapere appena riusciamo a vedere l'avvicinarsi dei tedofori. Davvero, Valentina, avvisaci immediatamente che cercheremo di proporvi in diretta naturalmente questo spettacolo dell'arrivo a Verona della fiaccola in piazza. Anch'io mi sto muovendo tra i nostri schermi per cercare di monitorare la situazione. Allora, torniamo alla cronaca. Vi abbiamo fatto vedere il servizio relativo alla stazione e al sindaco di Treviso Conte, che rivuole la zona rossa. Il cantiere della stazione ferroviaria di Treviso è al centro, tra l'altro, dell'ennesima polemica, stavolta per i servizi igienici a disposizione dei viaggiatori. A sollevare la questione Gigi Calesso di Coalizione Civica. Alcuni cittadini lo hanno contattato segnalando che i bagni sono stati spostati in un'area adiacente alla stazione degli autobus, all'interno di alcuni container a pagamento, e questo crea naturalmente dei disagi. Calesso chiede quantomeno che non siano a pagamento. Allora vediamo se c'è qualche altro movimento da Verona. La collega dice che ci siamo. Andiamo in diretta da Verona. Valentina Visentin, ti restituiamo la linea. Raccontaci. Sì, ecco Lina, ci siamo, anche noi stiamo cercando di capire, però hanno detto che questa musica è la musica che accompagna l'arrivo. Chi è sul palco, il presentatore è sul palco, dice che si vede in fondo il bagliore della fiamma, quindi sono gli ultimi metri qui in piazza Bra con Sara Simeoni, che è l'ultima tedofora. Eccola qui, dovrebbe fra poco essere inquadrata dalla telecamera di Sandro Ponchio. Dovrebbero veramente mancare pochi istanti. Si sta muovendo qualcosa lungo l'ultimo pezzo di percorso. È bello, io vi faccio anche sentire la musica, la colonna sonora, quindi mi taccio e sentite la colonna sonora della fiamma olimpica che sta per essere salutata qui in piazza Bra, e poi accenderà il braciere. Possiamo vedere anche qui da vicino sul web. Eccola, Verona, fatti sentire per Sara Simeoni. Arriva, la mitica Sara. Saluta il suo fan oro olimpico nel salto in alto a Mosca 80, argento a Montreal 76 e altro argento a Los Angeles 84. Nicola. A portarla è Sara Simeoni, vi ricordo, non ha bisogno di presentazioni, olimpionica di atletica, oro a Mosca nel 76 e nell'80 e a Los Angeles nell'84. Ecco, io vedo la fiamma, dovreste vedere anche voi la fiamma della torcia olimpica che sta percorrendo l'ultimo pezzo, e fra poco accenderà il braciere. Ed ecco Sara Simeoni che la accompagna.
emozione con il boato della piazza che sta applaudendo questo momento storico per Verona. Benvenuti, mamma mia. Davvero Valentina, una grande emozione, poi il primo di una serie di tappe, lo abbiamo detto, della fiamma. Abbiamo visto in diretta l'accensione del braciere olimpico e vedremo se riusciremo magari a ricollegarci, Valentina, anche con te. Noi andiamo avanti col telegiornale intanto, anzi risentiamo solo l'entusiasmo della piazza di Verona, regia. Abbiamo portato la fiamma olimpica a accendere il braciere. Ma guarda, io vorrei che il calore di questa fiamma arrivasse veramente a tutti voi e che questo calore vi facesse, non so, sognare tante cose belle da poi realizzare. Questo è l'augurio della grandissima Sara Simeoni. Noi andiamo avanti, allora regia, con la cronaca. Ci ricollegheremo magari tra poco con Valentina e Sandro Ponchio, anzi potremo adesso andare velocemente in pubblicità e poi riprendere il nostro telegiornale con altre notizie e altra cronaca. Di nuovo in diretta dopo il veloce stacco. Regia, chiederei di mostrare il palco di Piazza Bra a Verona, perché è appena stato acceso, eccolo qua, il braciere olimpico. Vediamo il presidente Stefani, il sindaco Tommasi Tedofori che hanno portato in piazza la fiamma olimpica in questa serata molto emozionante per la città di Verona e non solo, per il Veneto, perché nel pomeriggio, ve lo abbiamo raccontato, è arrivata la fiamma olimpica per la prima volta nella nostra regione. Il percorso sarà ancora lungo naturalmente e tanti saranno i tedofori. Vediamo il nostro Red Canzian che sappiamo ha scritto l'inno legato proprio a questo cammino della fiamma olimpica e poi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che avranno ovviamente la nostra regione come grande protagonista insieme alla Lombardia. Una piazza entusiasta, l'abbiamo visto, una organizzazione molto complessa. Eccolo qui il braciere olimpico, poi vedremo ecco, e ci sono gli atleti, lo citava la collega Visentin prima, israeliano e palestinese, che già avevano abbracciato Papa Francesco in arena, presenti anche a questa cerimonia a incarnare con grande significato quello che è lo spirito olimpico dei giochi e non solo, della concordanza e della comunione tra le nazioni, come dovrebbe naturalmente auspicabilmente essere. Noi andiamo avanti allora con un altro servizio, parliamo di lavoro in questo caso e di ricerca strenua di personale da parte delle aziende. L'allarme è stato lanciato dalla CNA, mancano oltre 80.000 lavoratori alle imprese artigiane del territorio e si chiede un nuovo modello per incrociare domanda e offerta. Il report emerso da Unioncamere rispetto ai fabbisogni delle imprese racconta un paradosso ormai evidente. Le imprese creano lavoro ma non trovano chi questo lavoro lo può fare, ma la mancanza di candidati. Molti degli 81.000 e oltre delle posizioni richieste, oltre a riferire certamente alla mancanza di incrocio tra domanda e offerta, riferiscono proprio alla mancanza di candidati, quindi abbiamo oltre 40.000 figure richieste, per cui non c'è neanche una richiesta dall'altra parte, per cui abbiamo un chiaro segnale di crisi anche a livello demografica e che incide evidentemente anche sulla pianificazione e sulla competitività che le imprese potranno garantire. È un vero e proprio grido di allarme quello che ha lanciato la CNA trevigiana. Non solo mancano 81.000 lavoratori qualificati o meno nelle aziende, mancano proprio le persone che quel lavoro cercano, con ricadute pesanti per le aziende stesse sia a livello di programmazione che di produzione. Il nodo è quello di far incrociare in modo ottimale domanda e offerta, con scambi più intensi che bisognerebbe avere con il mondo della formazione scolastica. Serve di sicuro un riorientamento delle politiche attive, ma anche un impegno da tutti i componenti, da tutte le forze istituzionali, le parti sociali, per ritrovare quell'incrocio domanda-offerta sia nel mondo del lavoro ma sia anche nelle proposte formative
sportive e del mondo dell'istruzione, affinché questa richiesta delle imprese non solo sia un'occasione di ripensamento del nostro modello, ma possa trasformarsi, oltre che di un fabbisogno espresso, in un'occasione per un'occupazione stabile e per uno sviluppo del territorio. Una crisi che colpisce quasi indiscriminatamente tutte le 100.000 imprese del Trevigiano, anche se qualche settore ne risente in modo maggiore, e non è più nemmeno una questione di stipendio. I settori più colpiti e più interessati da questa ricerca, da questa carenza di manodopera, senz'altro sono il commercio, il turismo, ma anche molto le costruzioni e le figure tecnico-professionali, che sono centrali e sono il perno anche delle imprese piccole e medie del nostro tessuto produttivo, legate, penso, al mondo della metalmeccanica e tutto il comparto legato ai grandi settori tradizionali, come può essere il legno, la moda. Il Comune di Gaiarine e la comunità di San Patrignano rinnovano la collaborazione per lo sportello amico a disposizione di chi fa uso di droghe. Sono 15 i comuni della Marca coinvolti ed emergono anche tante storie. Io non me lo toglierò mai quella sera che è venuto qua in comune un papà e una mamma 90enni piangendo. E gli ho detto: ma cosa è successo? Io voglio parlare col sindaco. Hanno detto: giù in segreteria. Se mi ha detto: sindaco, so che avete lo sportello, ho visto le locandine dal mio medico. Bene, io ho un figlio, abbiamo un figlio, non sappiamo cosa fare. Si commuove il sindaco Zanchetta ricordando quella coppia di anziani coniugi in cerca di un aiuto per il figlio alle prese con problemi di dipendenza. Davano al figlio 500 euro al giorno. Perché? Perché poi subentra anche la convinzione, questo, che piuttosto che il tuo figlio vada a fare rapine, vada a fare qualcosa, tu genitore apri il portafoglio e glieli dai. Una famiglia che, come tante dal 2022, anno di nascita, sta trovando un supporto nello sportello amico, iniziativa voluta dal comune di Gaiarine, da 2020 primo comune in Italia amico della comunità di San Patrignano, con cui nasce il servizio completamente gratuito. Quasi sempre sono proprio i familiari a contattare i volontari per chiedere un aiuto per i propri figli, nipoti, fratelli, ma anche genitori che hanno un problema di dipendenza. Il primo obiettivo dello sportello è sì, ovviamente, di intercettare i ragazzi, chi ha il problema, ma essere soprattutto da supporto ai genitori che non sanno cosa fare. Tutto inizia con una chiamata. Da un ascolto e dall'ascolto poi diamo informazioni, diamo supporto e accoglienza. Abbiamo ricevuto anche telefonate da fuori regione. Spesso, spiega Giuseppina, queste famiglie provano un senso di colpa, di vergogna, di fallimento, ma sottolinea non esistono responsabilità. Purtroppo oggi le sostanze sono talmente tante e a basso costo che è veramente difficile proteggere soprattutto la nuova generazione di ragazzi. Droghe sintetiche che causano danni permanenti, ecstasy spesso assunta con l'alcol, queste le sostanze più diffuse tra i giovanissimi, con i primi casi già alle medie. 15 al momento nella Marca i comuni che hanno aderito allo sportello amico. Ci sono in corso anche incontri con altre amministrazioni che vogliono giustamente, secondo me, far parte dello sportello. Un servizio destinato a crescere, perché uscire dalle dipendenze è possibile. Noi abbiamo tanti ragazzi nostri che si sono fatti una famiglia, oggi hanno dei figli, si può uscire. Torniamo di nuovo a Verona, apriamo un'altra finestra con i colleghi perché sta parlando, vediamo se è ancora buona l'intervista, forse no, se ne sta andando, sta parlando comunque con i giornalisti, la vedete? Le volevo far ridire, Sara Simeoni, eccola qua. Beh, emozione sì, perché Verona, la nostra città coinvolta in un'Olimpiade, anche se invernale, no? Però è comunque un'esperienza veramente bella e è bellissimo vedere questa piazza gremita e tanti giovani e quindi mi auguro veramente che possa scoccare una scintilla, no, per fare in modo che questo messaggio olimpico possa arrivare a tutti.
Grazie mille, la lasciamo andare, complimenti. Arrivederci. Torniamo allora il sindaco Tommasi, se volete sentirlo, se volete sentire una battuta del sindaco Tommasi. Valentina, vai. Sindaco, possiamo chiedere, sindaco, una grande emozione per... Ma lei ne ha fatto... Secondo me facciamo insieme, un attimo. Pronto? Lascia lavorare. Sta preparando. Ecco, ci siamo Lina, ecco, sì. Vediamo, si stanno preparando anche gli altri. Sindaco Tommasi, una grande emozione per la città. Sì, una grande emozione, l'entusiasmo della gente, l'emozione dei tedofori, la straordinaria rappresentanza sportiva della città di Verona. Credo che insomma sia un bel inizio del momento olimpico. Abbiamo con noi la fiamma che rimarrà con noi fino alla giornata della chiusura del 22 febbraio, insomma siamo nel pieno del clima olimpico e credo che la festa stia prevalendo su qualsiasi altro tema. Sappiamo che c'è da correre, sappiamo che c'è da preparare una cerimonia complicata, ma sarà stupenda, quindi io credo insomma si possa confidare su questo entusiasmo per la buona riuscita. Ecco, Verona che è stata testimonianza ancora una volta di un messaggio di pace con i due tedofori, israeliano e palestinese, già protagonisti dell'arena di pace con Papa Esatto, Maoz e Aziz hanno dato davvero una presenza e una importanza a questo momento straordinario, hanno portato insieme la fiamma, hanno partecipato stamattina a un incontro con la cittadinanza, sono sempre benvenuti, grazie anche alla diocesi, alla Fondazione Toniolo, perché l'invito e la presenza qui in città è anche grazie a loro e credo che sia stato davvero un grande messaggio su quello che è la fiamma olimpica, quello che sono i giochi olimpici e paralimpici che avremo qui in Italia. Ci auguriamo insomma che sia anche un simbolo di quella tregua olimpica che si spera possa dare il là allo stop a tutte le guerre che ci sono anche nel nostro territorio europeo, ma nel mondo. Grazie Valentina. Allora noi torniamo in studio dopo aver sentito il sindaco di Verona Tommasi. Stiamo facendo un su e giù dallo studio naturalmente di Treviso alla diretta di Verona. È un messaggio di comunione e accoglienza, anche quello che arriva dal pranzo che si è tenuto oggi nella parrocchia di Santa Maria del Sile a Treviso, nota per l'accoglienza anche in chiesa dei senza dimora e non senza polemiche, lo ricorderete. Era presente oggi a questo pranzo anche un giovane pakistano arrivato da 3 mesi in Italia che per quasi 2 mesi ha dormito al parcheggio a Piani. Prima io dormivo in Piani parcheggio 1 mese e 25 giorni, adesso dormo in dormitorio. In Italia da 3 mesi Yousaf, 27 anni, dormiva alla Piani, ora è ospite del dormitorio di via Pasubio. Insieme a un'ottantina di persone, italiani e stranieri, pranza in relax, questo è il nome dell'iniziativa, all'oratorio di Santa Maria del Sile, dove le associazioni Passamania PS e Gente per Gente hanno organizzato un momento di comunità per abbattere le reciproche diffidenze. Il quartiere e la parrocchia sono da tempo in prima linea per l'accoglienza. Don Giovanni Kirchner, che apriva la chiesa ai senza dimora per evitare che dormissero al freddo, si è a lungo attirato le critiche di alcuni residenti e di parte della politica. L'ospitalità sta ora prendendo una strada di quotidiana normalità, ma restano le storie come quella del pakistano Yousaf, che ha imparato l'italiano, canta nel coro Voci dal Mondo e da lunedì inizierà a lavorare a Marcon. Devo andare in bicicletta normale, ci vuole 1 ora e 20 minuti per arrivare là. Vorrebbe lavorare nell'informatica, dice, anche se in patria il suo percorso è stato un altro. Ho studiato 16 anni, ho magistrale in zoologia, ho laureato. Io anche vorrei continuare la mia educazione con l'Università di Padova. A riunirsi chi abita nei paraggi, chi dormiva fuori all'addiaccio, molti volontari con l'obiettivo comune di superare l'indifferenza. Senza sostituirsi a nessuno, a istituzioni o cose, è proprio una ricchezza che abbiamo ricevuto noi conoscendo loro e penso anche loro un po' conoscendo noi. Qui noi normale benvenuto come stranieri, tutti sei dici welcome per noi, ma in altro posto più difficile per noi, l'altro è paura di noi, perché noi di frente. Superare l'idea che c'è qualcuno che aiuta e qualcuno che è aiutato, ma semplicemente sono delle persone che stanno insieme. In cucina Amal, che sa preparare piatti marocchini, francesi, italiani e arabi. Io ho preparato mangiare oggi e io sono contenta per oggi. Ho preparato il pane marocchino e anche dolce.
tritipe e anche sauce marocchine con carne. In chiesa senza tetto non ne dormono più. La parrocchia, grazie all'aiuto della diocesi, ha trovato una sistemazione per i senza dimora che si rifugiavano qui, ma i bisogni sono tanti. Abbiamo avuto dalla diocesi questo posto nella Casa degli Oblati, quindi lì stiamo ospitando 9 persone, che più o meno l'equivalente di quello che gli anni scorsi ospitavamo in chiesa. E poi i bisogni sono chiaramente molto maggiori, noi riusciamo a rispondere a questi e molte persone sono ancora fuori. Cambiamo tema, abbiamo visto il palco olimpico, adesso vediamo il palco del Cinema Edera, perché c'è stato davvero il pubblico delle grandi occasioni ieri per la tappa trevigiana del tour veneto di promozione del film La Grazia del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Film, lo ricordo, che vede Tony Servillo nuovamente protagonista, interpreta un Presidente della Repubblica che dovrà decidere se concedere la grazia a 2 detenuti. Eccolo qua. Sorrentino con i titolari del Cinema Edera, la famiglia Fantoni, l'Edera di Santa Maria del Rovere, tra l'altro con cui Sorrentino ha un rapporto particolare, perché nel 2003 andava ogni sera proprio lì a rivedere il girato di giornata del suo secondo film, Le conseguenze dell'amore, sempre con Servillo, che lo ricorderete era girato all'Hotel Continental di Treviso. Così dunque Sorrentino al Cinema Edera. Altro scenario, quello del Carnevale. È partito oggi Carnevali di Marca, ieri ve l'avevamo annunciato con un servizio del nostro Lucio Zanato, 2 le sfilate a Crespano e Tarso. Qui siamo a Tarso grazie alle immagini che ci ha mandato un nostro telespettatore, che ringraziamo naturalmente. Ecco qui i carri con i figuranti che in strada hanno dato vita a balletti e coreografie naturalmente animando questo pomeriggio con, per il divertimento naturalmente di grandi ma anche dei bambini. I Carnevali di Marca, lo sappiamo, proseguirà poi fino a Carnevale, fino alla grande sfilata del martedì grasso prevista a Treviso e Conegliano, tra l'altro sfilata di Treviso che noi di Antena 3 vi daremo in diretta. E poi c'è lo sport, perché è stato un pomeriggio di grande gioia per i tifosi del Benetton, che ha vinto in Challenge Cup contro gli sfidanti non proprio facili del Lione, 38-19 in casa dei transalpini a favore dei biancoverdi, che hanno portato a casa la 4ª vittoria consecutiva in Coppa e anche la vetta del girone. Con questo potranno usufruire del fattore campo nei turni a eliminazione diretta, e questo non è da poco. Siamo di domenica e dunque c'è il momento del nostro archivio. Mentre si avvicina la data di inizio delle Olimpiadi, l'abbiamo ben sentito nei collegamenti da Verona, col prossimo servizio torniamo indietro di 40 anni, quando lo sci era molto più popolare nei nostri territori. Bastava fare pochi chilometri per trovare piste e soprattutto l'agognata neve. E allora, con la consueta rubrica dedicata alla nostra storia, andiamo sul Nevegal, completamente imbiancato, a vedere un campione di altri tempi, Maurilio De Zolt. Maurilio De Zolt, piccolo irriducibile campione bellunese, lo vediamo qui alla partenza, è il grande trionfatore dei campionati italiani assoluti di sci nordico, conclusisi oggi sulle piste pianlonghi del Nevegal, a pochi chilometri da Belluno. Il Grillo, come lo chiamano amorevolmente i suoi tifosi, si è imposto ieri nella gara più prestigiosa e spettacolare, la massacrante 50 km, battendo con una clamorosa rimonta negli ultimi 1500 metri il carabiniere Rungaldier ed il finanziere Deola, bellunese come il vincitore. Anche sul Nevegal la 50 km, gara principe dello sci nordico, dove tecnica, resistenza e coraggio si amalgamano in un cocktail di classe, ha dato spettacolo. Erano migliaia gli sportivi che si erano assiepati lungo i chilometri e chilometri di piste, e tutti i migliori fondisti nazionali non hanno deluso le aspettative, lottando sin dal via, alternandosi tra fughe al comando e crisi passeggere che hanno mantenuto l'incertezza sino al termine, quando proprio con un balzo da Grillo è uscito Maurilio De Zolt per entrare con i suoi 16 titoli italiani nella leggenda del fondismo, al pari dei vari Nones e De Florian. Sulla linea del traguardo per il piccolo Maurilio è stata festa grande, eccolo poco dopo la fine della trionfale fatica. Ma
una grandissima impresa, sì, perché al secondo giro pensavo già di fermarmi, che avevo gli sci troppo lenti. Purtroppo ho detto devo continuare almeno per quelli che sono venuti qui a vedermi, e quello è stato un bene, perché poi l'ultimo giro ha cambiato un po' la neve, gli sci sono andati meglio, e questo vuol dire che non bisogna mai disperare fino all'ultimo giro. Al termine della gara i tecnici azzurri hanno diramato le convocazioni per i mondiali di Oberstdorf in febbraio. Con De Zolta andranno Albarello, Polvara, Vanzetta, Ploner, Walder e l'altro bellunese Deola. Ma senz'altro vado via tranquillo a Oberstdorf, poi però per vincere Oberstdorf non è così facile, comunque la speranza è buona e poi vediamo cosa che si fa. Detto questo, De Zolta e i suoi compagni hanno subito cominciato a pensare ai mondiali, mentre sul Nevegal, che ha ospitato gli assoluti dopo 24 anni, si sono cominciati i bilanci, sicuramente positivi sia dal punto di vista tecnico che spettacolare che organizzativo. Sicuramente per tornare da queste parti i campionati assoluti di fondo non aspetteranno altri 24 anni. Era l'ultimo servizio per questa sera, abbiamo staccato anche da Verona e quindi grazie ai colleghi Valentina Visentina e Sandro Ponchio, grazie alla regia. A me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo, ringraziarvi per l'attenzione, darvi appuntamento a domani. Intanto una buona serata a tutti, arrivederci.